Va ora in onda Capitaneria di Porto, in vacanza con Radio Libertà. Al timone Antonino Danna. Al timone la follia, ci ritroviamo in alto mare. In alto mare. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight, and we would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show, and please remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there are still some things that make us all the same. You, me, them, everybody, everybody. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Someone to love. Someone to love, Sweetheart to miss. sweetheart to miss, Sugar to kiss. sugar to kiss. I need you, you, you. I need you, you, you. I need you, you, you. In the morning, when my soul's on fire. Sometimes I feel a little sad inside. Helping me with the streets of it. I never run away behind. I do. Sometimes I feel a little sad inside. When my baby on the streets man, I'll never run away behind. I do. I need you, love. I need you, I need you, I need you. You know, people, when you do find somebody, hold that woman, hold that man, love him, please, and squeeze her, please her. Hold, squeeze, and please that person, give them all your love. Signify your feelings with every gentle caress. Because it's so important to have that special somebody to hold, kiss, miss, squeeze, and please. Everybody needs somebody. Grandissimo pezzo, era il 1980, The Blues Brothers. Everybody needs somebody, dal film The Blues Brothers, Dan Aykroyd, John Belushi. Grandissimo, ciao Pier Vittorio, grandissimo film dei Blues Brothers. Allora, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, sono le 12, 5 minuti e 22 secondi, ben trovati, buon pranzo, o se state preparando, insomma, fateci sapere, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Capitaneria di Porto, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di mercoledì 5 di agosto dell'anno del Signore 2026, cominciamo ricordandovi ancora una volta, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso, chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin che sto supplendo io, le videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi. Non vi do il telefono per il motivo molto semplice. Noi tra qualche minuto manderemo in onda, ve l'avevamo promesso lunedì, il podcast Vite Private, Garlasco, l'ideale di giustizia, intervista all'avvocato Giada Bocellari. Che cos'è Vite Private? Vite Private è appunto questo podcast ideato e condotto dalla nostra Laura Marinaro insieme con la collega Simona De Giuseppe, ha concluso in maniera più che degna la sua prima stagione con un pubblico in crescita ed è passato nel network Voice, ma la particolarità di questa puntata è che è una puntata speciale pubblicata il 30 luglio ed è una chiacchierata con Giada Bocellari, l'avvocato storico di Alberto Stasi, che come sapete a tutt'oggi risulta ufficialmente l'assassino della povera Chiara Poggi.
È una conversazione che dura 1 ora e mezza, per cui alle 13 si fermerà e naturalmente ascolterete il TG di Italia Oggi e poi sì, il TG di Italia Oggi, vabbè, il TG di Radio Libertà, scusate. Dopodiché riprenderemo con il podcast che vi accompagnerà fino alla fine della puntata di oggi. Quindi io voglio ringraziare Laura Marinaro che naturalmente mi permette di mandare in onda questo podcast. Vi invito tra l'altro a seguirlo. Lo sapete, io non amo parlare di questa vicenda, però vistasi la serietà delle colleghe, mi pare giusto dare loro spazio e dare loro voce in questa puntata di Capitaneria di Porto. Domani poi ci ritroveremo, ci sarà Laura Cavandoli con Dentro Montecitorio, ci sarà Roberto Giardina con A Berlino tutto bene, ci sarà anche la nostra Anna Maria De Luca e parleremo di libri degli ultimi delle ultime uscite, delle uscite diciamo così più interessanti, più acchiappanti del momento. Io ringrazio come sempre Simone del suo tempo, il nostro pescatore di magiche onde di Radio Libertà che mi permette di essere in onda con voi e ringrazio anche Natalia che poi prenderà servizio quando faremo il cambio dei macchinisti a Tiburtina all'1. Adesso però diamo un'occhiata alle agenzie. Apriamo pure il telefono brevemente 0292947222 se volete essere dei nostri. Allora, l'ANSA, raid russi su Kiev, 17 morti, drone con esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia. Il velivolo era accanto a un aereo da trasporto ucraino. Nella notte almeno 6 potenti esplosioni udite a Kiev. Zelensky con gli intercettori sarebbero vivi. Mosca bombardati centri logistici e di trasporto armi. Giorgetti alla Camera, safe anche per sistemi di difesa comuni, noi li abbiamo avviati. Medio Oriente, gli Houthi, colpita una petroliera saudita nel Mar Rosso, Trump, accordo su Hormuz, possibile oggi o giovedì. Ceuta, l'Europa fa quadrato con la Spagna, Schengen mai a rischio. Caldo record con 27 città da bollino rosso, ancora morti, l'asfalto sfiora i 63 gradi, nubifragio a Cervinia. Caldo record allo zoo di Tokyo, altri 3 leoni gravi trasferiti in un recinto condizionato, il padiglione è chiuso, non era mai successo. Andiamo a vedere allora le ultime news sul caldo. Il caldo eccezionale, scrive l'ANSA, sull'Italia tocca un nuovo record. Se mercoledì saranno 25 le città col bollino rosso di allerta per le ondate di calore, giovedì 6 di agosto saliranno a 27. Tutte le città campione monitorate dal Ministero della Salute dal nord al sud, appunto 27, registreranno dunque per la prima volta nell'anno in corso temperature massime con rischi per la salute di tutta la popolazione. E purtroppo si registrano nuovi decessi legati con grande probabilità proprio alla canicola. Un carpentiere di 40 anni è morto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione nella Bassa Bresciana. Una guardia giurata di 55 anni ha perso la vita a causa di un malore mentre si trovava in auto per la vigilanza a una gioielleria nel centro di Bologna. Un abbraccio forte a loro e alle loro famiglie. Per il sindacato USB la causa del decesso è da individuarsi proprio nel caldo eccessivo. È morta a causa del caldo anche una donna anziana, 90 anni, mentre raccoglieva patate nella zona di Contrada Lorenzi a Valdagno, Vicenza. A fronte dell'emergenza legata alle ondate di calore, sempre l'USB ha proclamato a livello nazionale un pacchetto di 16 ore di sciopero, immediatamente utilizzabile nei luoghi di lavoro in cui non siano garantite condizioni adeguate di sicurezza in relazione alle attuali condizioni climatiche. Condizioni che non muteranno almeno per una settimana, durante la quale, secondo le previsioni dei meteorologi, si registreranno fino a 39 gradi in città, afa anche di notte e pochi temporali di calore. In Liguria sono stati superati i 40 gradi all'Erici, il termometro ha segnato 41 gradi a Firenze. Nel prossimo weekend è previsto un lievissimo calo termico, passeremo dai 39 ai 36 gradi, afferma Lorenzo Tedici del Meteo.it, ma servirà a ben poco. All'atto pratico, a causa dell'elevata umidità, per il nostro corpo non cambierà nulla. Legambiente scende in campo monitorando in 6 città il 64,4% delle infrastrutture sotto il sole cocente. La temperatura ambientale media, rileva l'associazione, è 35,9 gradi, ma può arrivare a 45,3 e oltre. Tra le superfici più critiche esposte al sole
L'asfalto raggiunge una media di 52 gradi, con temperature di picco di 62 gradi e 7, e la pavimentazione gommata arriva a 66 gradi di media, con picchi di 75 e 6. È sempre allarme per siccità e incendi. L'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale fa sapere che le risorse idriche tengono, ma lo scenario preoccupa e c'è una situazione di severità media, soprattutto in Liguria. Fiamme nella Marsica in Abruzzo, mentre proseguono le operazioni di bonifica dell'incendio sul Carso Triestino, che sta impegnando i vigili del fuoco dal primo pomeriggio di sabato. Sul fronte dell'agricoltura, il caldo record sta devastando i raccolti di frutta e verdura, riducendo la disponibilità e facendo registrare un aumento dei prezzi allo scaffale. L'altra faccia del clima impazzito in quest'estate 2026 sono poi i forti temporali, causati dal calore in eccesso. Ieri un nubifragio ha colpito Cervinia, la zona è stata subito messa in sicurezza. Un'estate da primato anche in paesi meno abituati alle alte temperature, con l'Austria che registra un record assoluto di caldo. La stazione di Vienna Stammersdorf ha rilevato una temperatura di 40,8 gradi, valore mai misurato prima nel paese alpino. Vero dramma. Con questo noi ci salutiamo. Io ora vi lascio a Vite Private, appunto il podcast a cura della nostra Laura Marinaro e la collega Simona De Giuseppe. Questa è una puntata speciale, appunto, del 30 di luglio scorso, pubblicata il 30 di luglio scorso. Sono appunto a colloquio con l'avvocato Giada Bocellari, che è avvocato difensore storico di Alberto Stasi. Buon ascolto, noi ci ritroviamo domani alle 8:30 per la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Io ho sentito la responsabilità civile, io l'ho sentita questa responsabilità. Altrimenti perché faccio l'avvocato? Per tutta la prima serie di Vite Private abbiamo raccontato il dopo di una condanna e il dopo di persone colpite da un fatto grave che ha cambiato per sempre il corso della loro vita. Abbiamo cercato di entrare nelle storie, nei ricordi e nelle fragilità e nella forza delle persone che abbiamo intervistato. In questa puntata speciale di Vite Private, per la prima volta non incontriamo né chi ha commesso un reato né chi ha sofferto dentro di sé il dolore di un crimine, ma chi, per scelta professionale, difende. Incontriamo una donna e una professionista che da anni è accanto ad uno dei protagonisti del caso giudiziario oggi più discusso nel nostro paese. Quello che riempie le pagine dei giornali, i contenitori televisivi, il web e i social network, dividendo l'opinione pubblica, quello di cui tutti parlano. Oggi entriamo nella vita privata e professionale dell'avvocato Giada Bocellari, legale storico di Alberto Stasi, ad oggi ritenuto in via definitiva unico colpevole di aver ucciso Chiara Poggi nella sua casa a Garlasco. Centriamo non solo per raccontare il caso, ma il carico di responsabilità, la linea sottile che separa lavoro e vita privata e il peso del valore umano che certe professioni richiedono a chi le esercita. Noi siamo Simona De Giuseppe e Laura Marinaro, giornaliste e amiche, insieme in questo viaggio nelle vite private degli altri. È la mattina del 13 agosto 2007. A Garlasco, nella fosa e bassa Lomellina, la 26enne Chiara Poggi, che ha deciso di restare a casa mentre la sua famiglia è in montagna e godersi qualche giorno da condividere con il fidanzato Alberto Stasi, si alza per affrontare una tranquilla giornata. Sono le 9:12 quando toglie l'allarme, apre la porta-finestra per far uscire gli amati gattini e inizia a fare colazione sul divano dello studiolo al piano terra della villetta di Via Pascoli dove abita. La sua vita finisce in quei momenti, in quelle ore, in una maniera crudele. Chiara viene assalita dal suo assassino e colpita più volte in volto e sul capo, e alla fine abbandonata in un lago di sangue sulle scale che portano alla cantina. Alle 13:50 Alberto, che dopo essersi alzato si era messo a lavorare alla tesi dalle 9:35 alle 12:30, come racconta il PC, preoccupato perché Chiara non risponde, va a trovarla e fa la macabra scoperta.
Mentre chiama il 118 sotto shock, il 23enne corre in caserma dai carabinieri per lanciare l'allarme. Non soccorre la ragazza, forse ha paura che l'assassino sia ancora in casa. Non viene creduto per questo e da quel momento parte l'indagine su di lui, pensato, immaginato e poi costruito come l'assassino perfetto. Il biondino dagli occhi di ghiaccio. Così viene etichettato dalla stampa. Viene addirittura arrestato per pochi giorni perché sui pedali di una sua bicicletta si ritiene ci sia il sangue di Chiara. Poi si scopre che è DNA. Liberato, Alberto viene sottoposto a un processo per detenzione di materiale pedopornografico e assolto, e poi al processo per l'omicidio di Chiara. Viene assolto per 2 volte perché gli indizi a suo carico non reggono. Ma nel 2014 tutto cambia e Stasi viene sottoposto ad un processo di appello bis che lo condannerà per 7 traballanti indizi. Primo tra tutti uno strano esperimento sulla camminata che dimostrerebbe che le sue scarpe, trovate pulite quando, dopo 48 ore dal delitto, verranno sequestrate, non potevano non sporcarsi di sangue. Alberto paga ancora il fatto di non essere stato mai creduto. Nel 2015 verrà condannato a 16 anni con rito abbreviato in via definitiva. Da quel momento la sua avvocata e più convinta sostenitrice, Giada Bocellari, inizia la sua battaglia per la verità. Una battaglia che al di là di tante sconfitte giudiziarie è soprattutto morale. Oggi, dopo quasi 11 anni, Stasi sconta gli ultimi 3 anni di carcere fuori dalla cella, affidato ai servizi sociali e lavora nell'amministrazione di una società. In questi anni ha sempre accettato la condanna pur dichiarandosi innocente e ha anche pagato gran parte del risarcimento alla famiglia di Chiara, perché lui è convinto che Chiara sa che non sono stato io, lei lo sa, così ha sempre detto. Intanto, nel marzo 2025, tutti abbiamo saputo ufficialmente che la Procura di Pavia e i Carabinieri di Milano-Moscova stavano indagando di nuovo sul delitto, in particolare su Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, Marco, già attenzionato e poi archiviato in 21 giorni nel 2017. Il 28 settembre scadrà il termine per le indagini preliminari e sapremo se su Garlasco si potrà scrivere un'altra storia processuale, mentre Alberto Stasi lavora alla revisione del suo processo. Giada, come stai oggi? Siamo concentrati, diciamo, sui prossimi passaggi. È un momento, diciamo, articolato, complicato, anche che richiede tanta energia a livello professionale. Ovviamente, abbiamo avuto da qualche tempo questa discovery dell'indagine di Pavia, quindi è un po' come dover studiare questo omicidio da capo, in un certo senso. Quindi gli atti sono parecchi e poi comunque abbiamo un focus specifico sulla richiesta di revisione da predisporre e da depositare, insomma, quindi è un momento, diciamo, faticoso dal punto di vista processuale, anche perché veniamo da 1 anno e mezzo veramente, veramente complesso e soprattutto a livello mediatico che ci ha, segnato, ecco, diciamo così, parecchio e quindi cerchiamo di tenere le forze per arrivare a questo obiettivo, ecco. Questo è siamo focalizzati su questo in questo momento, però bene dai, nel complesso bene. Quando hai deciso di studiare giurisprudenza, avevi già in mente quello che volevi diventare? Ma come ho detto in qualche occasione, all'inizio no, poi diciamo dopo un po' avevo in idea di diventare pubblico ministero, questo l'avevo già detto e effettivamente è così. Poi la vita ti porta invece su altre strade in maniera anche forse un po' casuale, ecco, non per scelta, non volevo fare l'avvocato. E che cos'è che ti ha portato a farlo poi? Ma una serie di circostanze, diciamo, un po' peculiari, molto personali, ecco, diciamo così. E qui un caso, diciamo così, un Una caso. casualità. Sì. Il 13 agosto del 2007 Chiara Poggi viene uccisa a Garlasco. Tu avevi 23 anni ed eri una studentessa di giurisprudenza. Ricordi qualcosa del fatto di allora? Ricordo pochissimo, non seguivo la cronaca nera, come non ho mai seguita poi neanche negli anni successivi, e non sono mai stata appassionata di questo tipo di cronaca, quindi molto distrattamente, ma non sapevo sostanzialmente nulla del caso.
Poi sei entrata come praticante nello studio del prof Angelo Giarda. Come lo ricordi? Beh, il professor Giarda io lo ricordo con grandissimo affetto, per me è stato il mio maestro e sempre lo rimarrà. Io devo tutto quello che ho imparato a lui, quindi per me è un punto di riferimento, un punto, diciamo un obiettivo, no, era un grandissimo avvocato, grandissimo professore, perché era stato mio professore, ma soprattutto, questo lo dico sempre, un grandissimo uomo. E devo dire che il lato umano, che poi diciamo non è scontato, no, nel senso che è qualcosa che o ce l'hai diciamo o non ce l'hai, no, però l'imprinting suo era molto, diciamo, umano, no, è una persona estremamente capace di insegnare, di trasmettere, ma soprattutto una persona piena di valori. E quindi per me rimane, come dire, un po' il mio idolo, no, in un certo senso, quindi gli devo tutto, veramente. Qual è il valore che ti ha proprio insegnato? Cioè, il valore più importante? Ma allora mi ha insegnato tantissimo a livello professionale, a livello umano, diciamo a livello di principio, a credere sempre davvero nella giustizia, no, cioè nel senso che comunque, era chiaro che insomma i processi non li puoi sempre vincere, spesso li perdi, ma, devi sempre credere nelle istituzioni. Lui ha sempre avuto un grandissimo rispetto per la magistratura, anche quando, diciamo, perdeva i processi, giustamente o ingiustamente, ma il rispetto per l'autorità giudiziaria, il rispetto anche del nostro ruolo di avvocati e la vera funzione sociale, diciamo, che abbiamo, e che non dobbiamo mai dimenticare, no, l'avvocato spesso è visto, diciamo, forse nella società, con occhio un po' distorto da quello che è invece il reale valore sociale che ha e che svolge, no, e noi per primi non dobbiamo mai dimenticarcelo e quindi credo che questo comporti anche il fatto di, ehm, quando si approccia un caso, ricordare sempre anche che si approccia spessissimo, soprattutto nel penale, una tragedia, no, a volte una tragedia familiare o comunque sicuramente una tragedia personale, no, e questo non possiamo mai dimenticarcelo. Quindi sicuramente questo in quest'ottica lui ha sempre lavorato così e ha trasmesso a tutti noi praticanti e collaboratori questo, no, e quindi questo è un po' il nostro imprinting diciamo. Il 2 novembre 2010 entra nella tua vita il caso Stasi. Che cosa ricordi di quel momento? Ma l'ho detto in più di un'occasione, ricordo una persona, diciamo, che conoscevo dalla televisione, voglio dire, che mi aveva fatto un'impressione non particolarmente positiva, nel senso che mi era parso molto antipatico a livello personale, no, ma sostanzialmente comunque quello che ricordo è che non me ne fregava assolutamente nulla, ero lì per imparare a fare l'avvocato, quindi non ero minimamente interessata alla sua vicenda, tantomeno a lui come persona, non sono una persona curiosa, non mi interessava più di tanto, però mi era sembrato antipatico, l'ho detto più di una volta, sì. E poi cos'è successo invece? No, non è successo niente, che io ho fatto semplicemente quello che mi è stato chiesto dal mio dominus di fare in quegli anni, quindi come tutti i praticanti, facevo ricerche giurisprudenziali, facevo fotocopie, tantissime fotocopie, portavo i faldoni, portavo i pesi, senza nessuna agevolazione proprio, cioè quindi trascinavo questi faldoni carichi di documenti in giro per Milano. Per andare in udienza, ricordo questo, insomma, è stato semplicemente una cosa naturalissima come accade a tutti i praticanti, diciamo, praticanti avvocati, no, che facciamo un lavoro importante di supporto, ma appunto ausiliario, ecco, sicuramente non a livello né di strategia né di altro, insomma, quindi è una cosa normalissima, ecco. C'è stato un momento preciso in cui hai capito che quel caso non sarebbe stato un caso come gli altri e che in un certo senso avrebbe anche cambiato un po' la tua vita professionale, forse anche personale?
Ma, diciamo che riguardando indietro non lo so, cioè nel momento in cui le ho vissute no, onestamente, cioè, era come dire, per me era semplicemente mi ricordo questo nella mia testa, era semplicemente impossibile che potesse essere condannato, punto. Cioè, perché comunque poi negli anni ovviamente studi gli atti del processo, poi io sono una molto pignola, quindi io studio dalla pagina 1, devo vedere bene tutto, non mi fido di quello che mi viene riferito da chi che sia, cioè devo leggerlo io con i miei occhi. Quindi dopo aver letto tutto per me era come dire: "Vabbè, ma non può essere, cioè non c'è niente, e quindi non potrà essere condannato." Per cui per me, diciamo in un certo senso, anche con l'ingenuità di una persona che non ha esperienza, no, a livello professionale, era come dire: "Vabbè, ma è impossibile, verrà assolto, punto e basta." Diciamo che forse, boh, il 2014 l'appello bis, lì invece l'idea che mi ero fatta era: verrà condannato, ma per tutta una serie di altre ragioni legate a come dire, principalmente alla pronuncia della Cassazione che era intervenuta, era andata sulla valutazione indiziaria, per cui di fatto lì avevo capito che sarebbe finita male, però c'era poi ancora la Cassazione di nuovo, quindi da quel punto di vista era sempre cioè io ho sempre avuto tanta speranza in generale nella giustizia, no, cioè per me è come dire una sorta di ideale. La giustizia è qualcosa di ideale, che però è come cercare di avvicinare il tuo ideale a quella che è la realtà. Cioè tu come quando insegui un sogno, no, in un certo senso, e fai di tutto per realizzare quel sogno. Ecco, lo stesso, tu insegui questo ideale di giustizia che hai studiato, in cui credi e cerchi di fare in modo che sia così anche nella realtà, no, e questo implica il fatto di non arrendersi mai, cioè anche quando sembra finita, deve essere così. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Anche quando sembra finita, deve essere così. E questo tuo ideale di giustizia che hai ora dopo tutta l'esperienza, cioè dopo gli anni di esperienza, è cambiato rispetto a quando hai iniziato a studiare e poi hai iniziato il praticantato nel tempo? No, l'ideale non è mai cambiato, l'ideale è sempre quello, assolutamente. Anzi, ho avuto paura negli anni che potesse cambiare, perché poi diciamo è come, non so, no, un medico legale che fa delle autopsie, dopo un po' che le fa, magari la prima volta ti fa impressione, poi dopo invece diventa routine, no, quindi son stati momenti in cui magari ho avuto paura che questo potesse in un certo senso diminuire o comunque adattarsi alla realtà. Invece non è mai accaduto, anzi, è sempre stato più radicato e credo che dobbiamo tutti ancorarci a quello, perché altrimenti finiamo, diciamo, nella routine. Poi è chiaro, oggi è un ideale con la consapevolezza che abbiamo dei limiti, cioè che cioè che le istituzioni, che l'autorità giudiziaria, che noi avvocati, che tutti i perché siamo uomini e quindi abbiamo dei limiti necessariamente, per cui è un ideale consapevole poi dei limiti che ha, come tutte le cose, no? Quindi la legge non è uguale per tutti. Ma allora la legge deve essere uguale per tutti e credo che, gli avvocati abbiano questo ruolo, cioè quello di far sì che la legge sia uguale per tutti. Infatti io dico sempre che Alberto tutto sommato nella sua sfortuna, anche se so che sto dicendo una cosa forte, no, però, tutto sommato è stato anche fortunato. Fortunato per il fatto che l'attenzione mediatica ha, come dire, un risvolto sicuramente negativissimo, ma da un certo punto di vista tiene il faro acceso, no? Però, la lotta per Alberto è una lotta per tutti, anche per quelli che il faro acceso non ce l'hanno e che magari sono ingiustamente detenuti e questo è obiettivamente un dato di fatto che esiste. Basta vedere quanto lo Stato italiano paga di risarcimenti per ingiusta detenzione ogni anno, e che non possiamo dimenticare, perché quello che è successo ad Alberto potrebbe succedere a chiunque, ed è giusto che, come dire, si aumenti la sensibilità anche nel cittadino di capire determinati meccanismi, perché come dire, l'onda forcaiola, no, scusatemi il termine poco poco giuridico, no,
ma va, come dire, calibrata dalla consapevolezza che tutti devono avere che ci sono dei principi nel nostro ordinamento, perché noi abbiamo una Costituzione, e allora quando si parla così tanto di cronaca giudiziaria, anche in trasmissioni che diciamo vanno ad interessare un pubblico non come dire, professionale, no, quindi non è che siamo tutti avvocati, per fortuna, o tutti operatori del diritto, cioè è bene che se l'informazione deve essere fatta, sia fatta a 360 gradi. Allora se tu parli di un caso di cronaca devi anche parlare dei principi. Il fatto di oggi di vedere tante persone che capiscono cosa vuol dire il principio del ragionevole dubbio e capiscono che è meglio lasciar libero un colpevole che condannare un innocente, questa è già una vittoria, una grande vittoria per lo Stato di diritto. In tutta questa storia spesso alcuni dicono che manca la figura della vittima, di Chiara. A volte forse ce la dimentichiamo un pochino anche nei dibattiti televisivi. Vorremmo partire proprio da quella. Immagino che tu abbia conosciuto questa giovane donna attraverso le carte e attraverso anche il tuo assistito Alberto. Sì. Che idea hai e ti sei fatta? Purtroppo è vero, quello che dicevi poco fa, cioè che troppo spesso si è dimenticata la vittima e la si dimentica, non è più al centro, diciamo, di quello che è l'interesse mediatico, no, si parla di insomma di tutto, di tutti e si parla troppo poco di lei. Questo è il mio grande dispiacere, l'ho detto in più di un'occasione, lo ribadisco adesso. Quello che posso dire è che poi, diciamo, chiaro che ci sono tante persone che non mi crederanno, ma mi interessa anche il giusto. Io devo dire che sicuramente ho un ruolo di parte, come tutti sanno, perché difendo Alberto Stasi, da tanti anni, però, io devo dire che, spesso in tutti questi anni, quello che mi ha spinto più di ogni altra cosa era dare veramente o cercare comunque di dare giustizia a Chiara, perché nella misura in cui io sono sempre stata convinta, dell'innocenza del mio assistito e non convinta fideisticamente, ma convinta sulla base di quello che avevo in mano, voleva dire che anche cioè non solo che Alberto Stasi, vabbè, era stato condannato ingiustamente, che è un tema, no, però Alberto Stasi è vivo. Alberto Stasi ha davanti un futuro, ha una vita, ha come dire, sua mamma lo può ancora abbracciare, no, lo può visitare, no, Chiara no. Chiara no, e quindi questo cosa significava? Significava anche che comunque la vittima non aveva avuto giustizia, perché se Alberto Stasi è innocente, vuol dire che Chiara non ha avuto giustizia. E questa è l'altra faccia della medaglia, no, e quindi diciamo, per me Chiara, come dire, è al centro di tutto questo, assolutamente al centro di tutto questo. E tutti noi non dobbiamo mai dimenticarcelo, perché ripeto, Alberto Stasi, per quanto diciamo martoriato, diciamo così, no, dal processo, dalla condanna, no, da tutto quello che dal carcere, però, è ancora giovane e ha ancora davanti un futuro. Lei no, quindi così. Giada, in questo momento del procedimento, l'hai detto, siamo in una fase delicata. Come sta andando il lavoro, in vista della richiesta di revisione? Sì, come dicevo in apertura, è un lavoro articolato perché, diciamo scorre su 2 binari, no, c'è una parte dell'indagine di Pavia che, riguarda strettamente il nuovo indagato, che è Andrea Sempio, e che quindi riguarderà la sua posizione, il suo processo, se sarà processo e via discorrendo. Poi c'è una parte di quell'indagine che invece riguarda più da vicino Alberto Stasi o che riguarda magari il nuovo indagato, ma riguarda anche Alberto Stasi, perché ci sono comunque degli elementi che, se sono considerati alla procura di Pavia a carico di, Andrea Sempio, in realtà sono a discarico di Alberto Stasi. Quindi, scorrendo su 2 binari paralleli, in questo momento abbiamo la necessità di, concentrarci, sul nostro assistito e quindi su cercare di mettere ordine rispetto alla richiesta di revisione che stiamo predisponendo. È un lavoro tecnico perché, come tutte le cose, non si possono, diciamo, improvvisare, no, di pancia sull'onda, diciamo così, no, emotiva. Cioè bisogna portare a Brescia, in sede di revisione, delle prove nuove, dove il concetto di prova nuova
è un concetto articolato, diciamo, non è solo la prova che non c'era, no, è la prova sopravvenuta, la prova con nuove metodologie, la prova non considerata e via discorrendo. Quindi è un lavoro tecnico, un quindi che passa dalla lettura degli atti, dalla verifica, della sufficienza degli atti, della procura di Pavia rispetto ad alcune tematiche, della integrazione di alcuni aspetti che riguardano strettamente Stasi, che quindi quello che stiamo anche facendo, no, quindi stiamo lavorando su vari fronti con varie consulenze, e poi c'è l'aspetto ovviamente che riguarda l'altro procedimento, che poi vedremo in un secondo momento, perché è una questione di priorità e anche di energie che sono limitate, e quindi diciamo così, stiamo cercando di procedere in maniera molto serrata, ma, con criterio, ecco. E quanto conterà la scienza e quanto le indagini che anche voi da anni portate avanti nell'eventuale cambiamento della storia di Garlasco? Allora, io credo che la storia di Garlasco, il processo di Stasi, diciamo così, quindi quello precedente, sia stato, connotato da un eccesso, di prova scientifica o pseudoscientifica. Nel senso che, io ho sempre detto che, la prova scientifica è un ausilio, del giudice rispetto alla valutazione di una responsabilità, ma va sempre inserita in un contesto investigativo tradizionale, no, ecco, il processo di Stasi, se voi ci pensate, al di là delle suggestioni, che non sono né indizi né prove, ma sono, diciamo, illazioni, come quelle sui comportamenti soggettivi, non l'ha soccorsa, era freddo, era caldo, era di ghiaccio o che cosa, che non valgono nulla all'interno del processo penale. Al di là di questo, se voi pensate, Stasi, diciamo, viene sostanzialmente condannato su quelle che vengono ritenute prove scientifiche, diciamo così, no, in un contesto, assente. Non c'è il movente, non tornano i tempi, no, ecco, quindi il processo eventuale a carico di Andrea Sempio, da quello che abbiamo potuto leggere dalle indagini, diciamo, che ha depositato la procura di Pavia, è un contesto molto diverso, perché è vero che ci sono degli aspetti importanti, forse anche centrali, come l'impronta 33 e il DNA, l'Y, diciamo, sulle unghie, che derivano, come dire, da prove scientifiche, ma vanno sempre inquadrati in un contesto che nel caso delle indagini di Pavia sussiste, perché abbiamo intercettazioni, abbiamo deposizioni, abbiamo una serie di scritti anche, no, dell'indagato. Tenete conto che su Alberto Stasi, nonostante sia stato intercettato per 1 anno e mezzo, tra il 2007 e il 2008, non è mai stata portata dalla procura una sola intercettazione contro di lui, mai. Cioè non c'era nulla, non c'erano scritti, non c'erano testimoni a sfavore, non c'era niente, no, ecco, quindi in un processo e in un'indagine che possa dirsi esaustiva, deve essere ricostruito tutto, e io credo che il grande merito di questa procura sia stato proprio questo, cioè quello di non tralasciare nulla anche del contesto investigativo. Cioè quando la dottoressa Albani ci dice: "Io non posso dire quell'Y come c'è arrivato sulle unghie." Lei ha ragione, io questo l'ho sempre sostenuto. Nessun genetista serio ti può dire com'è arrivato quel DNA. Nessuno te lo può dire. Non c'è, come dire, una do poi ci son degli studi, no, per esempio la difesa ad esempio parla tanto del DNA in background, no, peccato che poi DNA in background, gli studi che hanno citato sono molto limitati e comunque riguardano il DNA dei conviventi, no, non di terzi estranei, insomma. Quindi al di là di questo, cioè cosa scrive la dottoressa Albani in perizia? Va inserito nel contesto investigativo. Torniamo sempre lì. Cioè l'Y può essere molto rilevante, può essere rilevante, può essere poco rilevante, può essere del tutto irrilevante. Cioè se fosse stato del fidanzato, chiaramente nel 2014 avrebbero gridato a alla prova regina, no, ovviamente. Però al netto di questo non aveva nessun rilievo perché era il fidanzato, no, quindi era stato con lei la sera prima, trovare il suo DNA sulle unghie non avrebbe avuto alcun senso. È chiaro che il DNA
di Andrea Sempio ha un significato evidentemente differente, no, e qua c'è poi un'inversione dell'onere della prova, cioè la procura ti dice: "C'è il tuo DNA, è chiaramente legato, per quello che lo riguarda la procura, all'azione omicidiaria, sei tu poi che devi dimostrare che non è così", no, ecco. E quindi diventa importante appunto il contesto investigativo di riferimento. E quindi quello che secondo me cambia rispetto all'indagine precedente è proprio questo, cioè che qui c'è stata un'indagine. Nonostante i 20 anni passati, nonostante le difficoltà che si sono trovati a dover affrontare, perché è stata un'indagine difficilissima, con la stampa puntata addosso, con le difficoltà derivanti dal passare del tempo. Tenete conto che tantissime cose non avrebbero mai potuto più farle, no, cioè i tabulati che non son stati presi, sono andati perduti. La scena del crimine non c'è più. I reperti che non ci sono più, non ci sono più. Quindi un'indagine che partiva, diciamo, sfavorita, no, in un certo senso rispetto all'indagine del 2007. Quindi io credo che quello che abbiamo letto negli atti, nell'informativa, insomma, sia molto significativo e soprattutto, come dire, frutto di un'indagine fatta da professionisti, diciamo così, insomma, solidi, ecco, che sanno quello che fanno. Senti, la procura quindi ha riaperto le indagini, su Andrea Sempio. Nel frattempo, lo scorso maggio, Alberto è uscito dal carcere in affidamento ai servizi sociali per finire di scontare gli ultimi anni. Come sta vivendo lui, tutto questo? Cioè le indagini nuove, la sua nuova condizione, diciamo che non è nuovissima perché comunque resta detenuto anche se, diciamo, ha più "libertà" tra virgolette rispetto a prima. Sì, a giugno è è andato in affidamento in prova. Allora, diciamo che abbiamo anche voluto tenere, io questo ci tengo ad evidenziarlo, assolutamente il massimo riserbo possibile, la massima segretezza possibile su questo passaggio, perché non avremmo mai voluto che qualcuno potesse ritenere strumentalizzabile, no, questo passaggio. Cioè come dire: "Ah no, devi essere liberato a furor di popolo." Questa era la mia preoccupazione più grande, perché Alberto, al di là di tutto, aveva diritto, perché aveva tutti i requisiti per andare in affidamento, e questo a prescindere dall'indagine di Pavia. Perché anche qui siamo su 2 binari diversi, cioè Alberto, essendo un condannato oggi, era detenuto e va trattato come un detenuto, no, io su questo sono molto rigida. L'indagine di Pavia scorreva parallela, ma il rischio, diciamo, poi anche nell'opinione pubblica era quello di sovrapporre i 2 piani, no, quindi stasi libero perché c'è l'indagine di Pavia, va liberato. No, non è così, cioè sono 2 cose giuridicamente molto diverse, e siccome è giusto, no, noi abbiamo sempre avuto molto rispetto, io ci tengo tantissimo, proprio per l'autorità giudiziaria e anche per i passaggi, diciamo così, importanti esecutivi, della fase esecutiva. Volevamo tenere le 2 cose molto nettamente separate. Ci siamo riusciti per fortuna, almeno fino a un certo punto, poi è trapelata, quindi lui era molto centrato sull'affidamento. È in generale, ma l'ho già detto sin da quando hanno riaperto questa indagine, cioè lui è molto concentrato sul suo futuro. Cioè è ovviamente interessato a questa indagine, ma ha anche, passatemi il termine, paura, no, di non dell'indagine ovviamente, che perché anche in questo caso si è sempre messo a disposizione, ma, diciamo, visto anche questo iter giudiziario che lui ha subito così altalenante a livello psicologico, è chiaro che, come dire, rischi di illuderti, no, di qualcosa e poi rimanere deluso, e prima o poi rimani sotto la delusione, no, in un certo senso. Quindi è un po', credo, un'arma difensiva, per cui lui guarda con interesse l'indagine, viene aggiornato sulle cose essenziali, ma poi 1 resta fuori da tutto ciò che è mediatico, per cui lui non guarda la televisione, guarda 'sti canali qua, lì, con i film degli anni '70, cioè non vuole assolutamente, non conosce nessuno dei giornalisti, barra personaggi, barra opinionisti, cioè quando glieli menzioni non ha neanche la più pallida idea di chi siano, quindi è fuori totalmente dal contesto mediatico, non segue gli aggiornamenti se non quello che gli viene detto da noi avvocati, e quindi sa lo stretto indispensabile, poi sempre insomma di una razionalità disarmante, diciamo, quindi, va avanti così, va avanti così. È centrato sul suo futuro.
E anche sulla revisione però, perché lui stesso, diciamo, sta un po' lavorando nel team. Non più come un tempo, Ah. devo dire. Altro da fare, giustamente, Altro da fare. lavorare. No, lavora, certamente lavora e poi appunto lui pensa al suo futuro. Lui pensa al suo futuro. In questa fase pensa al suo futuro, ma non al suo futuro diciamo da revisionato, cioè lui pensa al suo futuro punto, a prescindere, no, da tutto il resto. E credo che alla fine sia anche giusto così in questo momento, no, attrezzarsi per il peggio e sperare per il meglio. Nel 2022 è entrato in questo caso l'avvocato Antonio De Rensis, si vede insomma tra di voi c'è molta intesa professionale, anche proprio molta stima. Cosa pensi di Antonio? Cioè come vivete insieme? Come vi dividete il lavoro in questo team? Allora, questa domanda dovresti farla ad Antonio che sicuramente è molto più La bravo di farò, me la è farò. molto più bravo di me a descriverci, no, nel senso, noi siamo il giorno e la notte, cioè noi siamo, 2 avvocati con caratteristiche caratteriali e professionali e umane forse no, perché comunque abbiamo tanta cioè la condivisione di tanti principi che è assolutamente in comune sarebbe imprescindibile, no, ovviamente, però a livello caratteriale siamo proprio il giorno e la notte, cioè lui è persona più espansiva, più social non nel senso sui social, ma diciamo nelle relazioni, più, attivo, no, io sono una specie di asociale che non esce mai, che non vuole mai vedere nessuno, che vuole stare a casa, lavora, no, tipo topo da biblioteca. Ecco, quindi da questo punto di vista siamo cioè proprio il giorno e la notte, no, cioè io vado devo andare, sono costretta ad andare, no, alla trasmissione, io vado, faccio quello che devo e me ne vado, cioè non è che vado, mi fermo, vado a cioè non ho voglia, cioè io voglio andare a casa, voglio fare cose mie. Però credo che sia, come dice spesso lui, ma secondo me ha ragione, un po' la nostra forza, no, nel senso che ci completiamo a vicenda. Lui usa sempre una metafora calcistica, dice: "Cioè in una squadra non è che possono essere tutti attaccanti, no, o tutti difensori o tutti portieri. Ci vuole la diversità e quindi chiaramente da questo punto di vista ci complementiamo molto, ma anche sulle valutazioni, cioè io sono una di pancia che però poi dopo dura, io sono durissima, sono una persona estremamente rigida lui no, lui a volte, appunto ti fa riflettere, no, ti è molto più morbido, molto più, riflessivo da un certo punto di vista, no, adesso dico no è no e sarà no per tutta la vita, poi magari cambierò idea, però, forse, non si sa. Ecco, quindi a questo punto di vista, diciamo, siamo molto complementari, lui poi è un bravissimo comunicatore, a differenza mia che sono appunto un po' rigidina, diciamo così. Però credo che vada bene così, ecco, in questa situazione, in questo contesto va benissimo. Ed è nata anche un'amicizia, immagino. Certo, sento più lui di mia madre, ovvio, è chiaro. Sì, beh, certo, lo sento almeno 5, 6 volte al giorno. Sì, sì, beh, gli aspetti sono tanti da valutare, non è solo quello che si vede, anche tutto il lavoro che c'è dietro, che è di scelte, strategie molto articolato, diciamo. Poi l'avvocato De Rensis ha un'esperienza, diciamo professionale molto più, vasta della mia, no, e quindi è chiaro che io che credo sempre moltissimo nel fatto di poter imparare, no, dagli altri, perché ci sono anche vari modi per fare l'avvocato e vari modi anche di trattare determinate situazioni, credo di aver sempre da imparare. Poi magari non faccio e non condivido alcune cose e lo dico espressamente e lui altrettanto, no, quindi un rapporto anche molto franco, diciamo. Con me poi io proprio sono diplomazia 0. Cioè non sono capace, cioè proprio non mi appartiene, non sarei mai un bravo diplomatico. Sarà possibile la costituzione di parte civile di Alberto se ci sarà mai un processo ad Andrea Sempio? Questa sarà una cosa da valutare. Certamente diciamo che questa vicenda è un unicum, questo credo che ormai l'abbiate capito tutti. Non è che ci sono dei precedenti giurisprudenziali, diciamo così, eclatanti su questi aspetti, per cui è tutto un po' da studiare, da pensare,
da valutare, sia a livello giuridico che a livello di opportunità e di tutta una serie di altre questioni, no, anche psicologiche. E quindi vedremo. Tecnicamente, diciamo, tenete conto che comunque la costituzione di parte civile implica un danno da reato, quindi non quello che si può pensare tipo: sono danneggiato perché io sono stato in carcere, in realtà non sono stato io", cioè non è questo il danno che si può chiedere, no, in quel procedimento, è un danno da reato, quindi il danno da omicidio, no, mentre per i prossimi congiunti giustamente è presunto, perché sono i familiari. Lui era un fidanzato e quindi insomma c'è tutta una giurisprudenza su questo, quindi tecnicamente poi è da valutare, da studiare e poi ci sarà da valutare anche l'opportunità. Ecco, vedremo. Senti, Alberto è stato circondato per anni da una narrazione che molti oggi riconoscono essere tossica sulla sua personalità. Ricordiamo insomma tutti il biondino dagli occhi di ghiaccio, eccetera, eccetera. È possibile oggi secondo te che l'opinione pubblica si sia quasi risvegliata da un torpore? Allora, è una domanda che implica una risposta secondo me molto articolata, non netta. Cioè, sicuramente c'è stata una narrazione, chiamiamola tossica, quasi una mostrificazione, no, dell'allora indagato che rischia di, diciamo, attingere oggi l'altro indagato, purtroppo. E dico purtroppo perché esistono dei principi che non dovrebbero consentire questo, ma finché le leggi non vengono cambiate nulla si può fare, o comunque si fa molta fatica a fare. Detto questo, secondo me è frutto quella mostrificazione, che oggi invece non c'è questo problema che sto per dire, di una, informazione data all'epoca molto unilaterale. Cioè banalmente, diciamo la difesa di Stasi non ha mai partecipato a nessuna trasmissione televisiva, all'epoca sto parlando dei fatti, non ha mai dato la propria versione dei fatti, non ha mai fatto interviste per smentire, per dire, comunicati. È vero anche che non c'erano gli strumenti, diciamo, mediatici che ci sono oggi, questo è un dato di fatto, però comunque la linea che io continuo a condividere, nonostante abbia preso coscienza di altre cose, è che il processo si doveva fare nell'aula di giustizia e non certo in televisione o sui giornali. E quindi, diciamo, le informazioni che arrivavano ai cittadini, all'opinione pubblica erano quelle che venivano date e non dalla difesa di Stasi. Quindi giustamente, dico giustamente perché non è colpa di nessuno, se, fino a 1 anno e mezzo fa tutti pensavano che Stasi avesse scambiato i pedali della bici. O che insomma tutta una serie di cose che sapete perfettamente ormai meglio di me. Oggi, diciamo invece quello che è cambiato è che, c'è stato un accesso, diciamo "accesso" tra virgolette, a un tipo di informazione a 360 gradi. Cioè, e nel momento in cui le persone hanno iniziato, secondo me hanno iniziato a, poter, chi aveva voglia, perché poi questo è anche e soprattutto, devo dire, merito dei social, su cui io non voglio generalizzare perché poi insomma non voglio entrare nel merito, però, in tanti hanno, come dire, dato la possibilità a chi ne avesse avuto interesse di ascoltare o di leggere o comunque di avere una conoscenza molto più approfondita degli atti, ecco, mettiamola così. E quindi le persone chiaramente si sono fatte una loro idea, che è giusto da un certo punto di vista, o forse da tutti i punti di vista, è giusto, perché le sentenze vengono pubblicate in nome del popolo italiano. E quindi è corretto che l'informazione sia, ma che poi non vuol dire, perché, poi uno può avere e dare l'interpretazione che vuole, no, agli atti o anche farsi un'idea lombrosiana, come si suol dire: "Ma secondo me è stato lui". Per carità, io ho sempre rispettato tutti, ma, il fatto di poter accedere, come dire, a delle informazioni complete ha aiutato, secondo me, a cambiare il mood. Quindi è vero che sta succedendo la stessa cosa purtroppo, come dicevo all'inizio ad Andrea Sempio, di mostrificazione eccetera, però è anche vero che oggi anche la difesa dell'indagato ha la possibilità,
di come dire, esprimere la propria linea difensiva, di dire, smentire o contestare, censurare, come dire, gli atti anche della procura stessa, cosa che sta facendo in tutte le sedi mediatiche, eccetera, giustamente, non è una critica, perché lo stiamo facendo anche noi, quindi ci mancherebbe, perché purtroppo è nell'interesse dei nostri assistiti, è un tema molto difficile da affrontare, ma comunque è così. E quindi ha la possibilità di far sentire anche al cittadino la propria linea, no, difensiva. E questo poi sarà il singolo che valuterà che cosa ritiene più credibile. Io quello che vedo è mi arrivano circa 300 email al giorno di persone comuni, e infatti all'inizio io rispondevo personalmente a tutti, anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti veramente, non ce la faccio più a rispondere a tutti purtroppo. Mi dispiace tantissimo, ma non ce la faccio proprio più. Ma quello che vedo, al di là del supporto, al di là dei complimenti, al di là è che diciamo che mi stupisce perché, evidenziano dei dettagli, al di là poi delle conclusioni che tirano, no, ma evidenziano dei dettagli, hanno un livello di conoscenza di questa vicenda che tante volte io che modestamente, ma diciamo conosco abbastanza bene questo fascicolo, mi faccio venire dei dubbi e vado a ricontrollare perché tante cose magari non me le ricordo, no, così nel dettaglio. E questo significa che c'è stata, come dire, una diciamo anche voglia da parte di tanti di approfondire, no. Mi sembra che oggi il contraddittorio, diciamo, sia molto garantito, ecco, quindi ciascuno poi si fa la propria idea e al netto degli insulti e delle denigrazioni e delle delegittimazioni personali che sono inaccettabili e veramente da perseguire, per il resto ciascuno può rimanere della propria idea e va rispettata, ecco. La famiglia Poggi ha già fatto sapere che non si costituirà parte civile, invece nei confronti di Sempio. Ci spieghi a livello giuridico cosa vuol dire e perché secondo te? Allora, premesso che non so se sia così, perché non sto seguendo molto, non so se l'hanno detto L'hanno proprio detto. loro, l'hanno detto, non Ha lo detto so, vabbè, l'avvocato. l'ha detto l'avvocato. Comunque sia, allora io do una risposta ovviamente a livello giuridico, poi, sulle decisioni non so cosa dire, nel senso che ognuno fa le proprie valutazioni. Chiaramente la famiglia, di una vittima, di omicidio ha diritto a titolo, perché non solo è persona offesa, ma naturalmente persona danneggiata, quindi diciamo può decidere di azione civile di risarcimento del danno, nel processo penale a carico di un determinato soggetto. Qui c'è una situazione peculiare perché comunque loro erano costituiti nei confronti di Alberto Stasi, il risarcimento non è ancora stato pagato tutto e quindi evidentemente loro agiranno in sede di revisione per resistere alla richiesta di revisione che, presenteremo. Dall'altra parte, diciamo, quindi possono anche non costituirsi, è un loro diritto non farlo. Perché non lo facciano, questo va chiesto a loro. Ovviamente io non lo so, può essere per varie ragioni, cioè tenete conto che può essere perché sono convinti dell'innocenza di Andrea e convinti invece della colpevolezza di adesso è un diritto innegabile loro, che possono perseguire come ritengono, ma possono anche decidere di stare in attesa, voglio dire, no, cioè nel senso di non costituirsi e poi vedere come va la revisione, come va, l'udienza preliminare se ci sarà, a carico di Andrea Sempio, semmai ci sarà un processo e comunque l'eventuale risarcimento possono chiederlo anche dopo, in sede civile. Quindi sono scelte delicatissime, su cui non è giusto neanche che io entri. Quindi prenderemo atto di quello che sarà la loro decisione, insomma. Sicuramente li avremo in revisione, questo l'ho capito. Eh sì, questo l'hanno detto. Quindi va bene. Giada, qual è la cosa Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.